16, buongiorno e ben ritrovati in diretta su Antena 3 come ogni giovedì. Siamo insieme alla CGIL che risponde alle tante domande, ai temi di attualità, lavoro, pensioni e fisco, i consigli che ascolterete tra poco. Siamo come sempre, diciamo, insieme ai tre tenores e come sempre ce n'è uno in ritardo che è Paolino Barbiero che aspettiamo. Intanto buongiorno, ben trovato Giacomo Vendrame, segretario della CGIL di Treviso. Buongiorno. Ben trovato. Buongiorno a Pierluigi Cacco, amministratore delegato della Servizi Treviso SRL. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno a Paolino Barbiero che aspettiamo, adesso arriva. La poltrona vuota ma noi lo conosciamo, insomma, poi arriva con calma. Allora, Vendrame, quali sfide per quest'anno? Anche perché manca poco più di un mese ovviamente al termine di questa campagna elettorale, cioè al voto, il 4 marzo, ed è inevitabile come la parte pensioni, lavoro, tasse, no? sia pregnante in questa campagna elettorale, con diverse proposte, con diversi sogni, con diverse ipotesi. Che anno abbiamo davanti? È imperscrutabile? Beh, oddio, alcune dinamiche si vedono. Il problema è che il 4 di marzo sarà sicuramente, voglio dire, un passo particolarmente importante per questo Paese, come è giusto che sia ad ogni elezione. Io mi auguro che, come dicevi te, dai sogni si passi un po' più al realismo, non sempre lo vedo nella discussione elettorale, c'è la necessità e tutto sommato il sindacato unitariamente e anche la CGIL chiaramente è riuscita anche in questi anni di battaglia a portare al centro nuovamente i temi delle pensioni, lavoro e via dicendo. Sembrava un tema derubricato, invece la campagna elettorale si sta in qualche modo scatenando su questi argomenti. Ecco, poi mi piacerebbe però appunto un po' di più realismo, sento in particolare dal fronte del centrodestra, non ho paura a dirlo, proposte veramente che hanno neanche utopico ma proprio irrealizzabili, perché poi se un... Da quale fronte? Cioè economico, quindi di coperture, come si dice? Anche la discussione sulla stessa Fornero è una discussione che cozza un po' con la realtà, cioè voi avete potuto apprezzare nella trasmissione che facciamo ogni giovedì quanto complessa è la materia, ad esempio, della previdenza. Certo. Allora, siccome ci abbiamo provato in tutti i modi anche a cambiarli, ad alcuni risultati grazie al sindacato siamo riusciti a ottenerlo a favore dei lavoratori che stanno aspettando, chiaramente anche delle modifiche più sostanziose, ma non è che improvvisamente arriva un qualsiasi nuovo governo e le cose che abbiamo discusso fino ad oggi, i problemi che abbiamo discusso fino ad oggi si risolvono con uno schiccare di dita. Cioè, abolire la Fornero, per dirla in altri termini, la vedo complicata, altrimenti avremmo potuto già abolirla, non so come dire, non è che noi non ci abbiamo provato a modificarla in maniera strutturale. È quindi chiaro però che ci auguriamo che possa incidere su quella riforma. Chiaro che noi ci auguriamo che il nuovo governo in qualche modo prenda seriamente la necessità di valutare l'insostenibilità sociale prima di tutto della riforma Fornero con le regole di adesso, però questo non vuol dire non considerare anche la sostenibilità economica, perché rischiamo di fare invece un danno ancora peggiore se non valutiamo le due cose contemporaneamente. Allora la realtà è sempre un po' più complessa del semplice slogan, è evidente, il sindacato ha dimostrato in qualche modo serietà nelle discussioni e chiaramente quando non trovava risposte adeguate si è anche mobilitato, la CGIL l'ha fatto più volte. Noi ci auguriamo che la politica sia seria prima di tutto, perché altrimenti è complicato, insomma. Poi la battuta è, di fronte a uno scenario molto complicato, c'è la certezza delle sedi della CGIL, comunque vada la CGIL sarà sempre pronta a dare risposte ai lavoratori. Cioè capire anche che cosa succede e come cambia. Cacco, invece lei cosa ci ha capito, cosa ha sentito? Sono sogni soltanto? A me pare che questo Paese sia difficile da governare, che più che avere l'interesse di governare e risolvere i problemi ci sia un interesse a essere eletti, poi non si sa per cosa fare. Questo è pericolosissimo, insomma. Credo che ci siano molte cose da fare, credo che la priorità sia il lavoro, i giovani e quindi tutte queste cose qua. Ho visto questo governo ha fatto delle cose anche di straordinaria importanza che non pensavo che nel nostro parlo di diritti si potessero fare. Ora si spera, come diceva benissimo Giacomo, che al di là di chi vince, insomma io in questo ho le idee chiare sul cosa fare, ma al di là di chi vince ci sia un'attenzione del Paese più che agli interessi. Questa è una campagna elettorale molto strana. Molto strana? Perché? Sì.
Ma perché si stanno facendo delle proposte, si stanno facendo delle promesse irrealizzabili, che detta da noi, lo diceva benissimo Giacomo. Cioè, normalmente eravamo noi in qualche modo a buttare il cappello per aria, come si dice. Ora, sembra a proporre cose più forti, no? Questo intende. Cioè che il centrodestra, la Lega, ma gli stessi 5 Stelle dicono se governiamo noi il sindacato lo sistemiamo. Sistemare il sindacato vuol dire sistemare i lavoratori, sistemarli nel senso negativo. Che il centrodestra, che ha fatto danni enormi al mondo del lavoro e anche nei rapporti, voglio dire, sul sociale con il sindacato, oggi si mette a paladino di norme e di leggi che doveva affrontare il centro-sinistra, secondo me, ma non ce l'ha fatta per molti aspetti. Oggi trovo questo molto strano. Però mi piace molto approfondire, perché possa esserci anche una chiarezza su queste proposte, quindi capire se siano meno realizzabili. È vero che molti dicono, sottolineo, che in questo momento con un tipo di legge elettorale così è chiaro che ogni forza politica o schieramento fa delle proposte, ma dopo, dovendo magari governare con altri, quel programma cambia. Guardate, cioè non è quella cosa che sentiamo oggi, in cui attenzione, è arrivato Paolino Barbiero, cioè, giusto per non sottolineare il suo ritardo, perché non volevamo mica, noi siamo in diretta, attenzione, siamo in diretta. Buongiorno, prego, si accomodi pure, col microfono sa fare tutto, sa fare tutto. Quando piove la strada è arrivato talmente veloce, o è uscito adesso dalla doccia, o talmente veloce che ha preso la pioggia e quindi si è pettinato. No, abbiamo dei cantieri aperti e lui deve controllare come funziona. Al mattino alle 6:30 lui deve cantiere. Allora adesso lo facciamo aspettare, però mica può parlare subito. No, non farlo parlare, alla fine sta qui e guarda soltanto. Capisco dove sono. Ogni tanto appunto sembra una parentesi, ma io rimango sorpreso come candidati della stessa coalizione, mi riferisco a Salvini e Berlusconi, nonostante facciano parte della stessa coalizione, si facciano campagne elettorali uno contro l'altro. Cioè, siamo veramente ormai al paradosso. Sì, allora, per par condicio devo dirvi un'altra cosa, che il centro-sinistra vuole invece mantenere questa legge Fornero, cioè, quindi non credo che faccia felici voi tutti. Perché almeno a quello che ci ha dato capire fino ad adesso... Ascolta Ferdinando, la legge Fornero andrebbe, anzi non doveva essere stata, non doveva farla. Perché si è fatta la legge Fornero? Perché dovete chiedervi questo, perché questo Paese ha fatto una legge che ha penalizzato un sacco di lavoratori. Ma prima della Fornero sulle pensioni ce ne sono state altre, compreso il sottoscritto che ha dovuto andare in pensione 7 anni dopo, va bene? La legge Fornero si è fatta perché questo Paese è stato governato male e perché noi dovevamo far rispettare i conti, governava Berlusconi, il quale è scappato, perché nessuno riesce a far dimettere Berlusconi, è scappato di fronte ai problemi che lui ha creato e hanno chiamato chi ha fatto delle leggi orribili ma necessarie perché il Paese era il dramma, dobbiamo dircelo. Adesso siamo in questa situazione e gli stessi che hanno provocato questo adesso dicono la aboliamo. Beh, insomma, signori. Quando dico serietà è esattamente questo, cioè non nascondersi di fronte al fatto che la Fornero sta chiedendo dei sacrifici enormi a una parte della popolazione, non tutta tra l'altro, a una parte. Ma voglio dire, però allo stesso tempo non possiamo pensare che sia venuta dalla Luna, ma è venuto esattamente per il motivo che diceva Gigi, quindi la modifica ci deve essere, ma ripeto, c'è già stata, perché poi con l'accordo del 2016, con alcune modifiche introdotte anche nell'ultima legge finanziaria, alcuni risultati sono stati raggiunti nella modifica a beneficio di persone che rispetto alla Fornero pura stanno andando in pensione effettivamente prima. Alla domanda è sufficiente questo? Io rispondo no, non è sufficiente, bisogna continuare, anzi accelerare su quella strada lì e trovare le soluzioni in qualche modo per riuscire a trovare... presa in giro. Se aboliamo la Fornero, dove prendiamo i soldi? Non è che aboliscono la Fornero e poi prendono i soldi alla povera gente ancora. Un nuovo sistema di pensioni. Il nuovo sistema si fa trovando le risorse, tu mi devi dire se le risorse le leviamo con questa tassa che vogliono fare, togliendo ai ricchi, dando ai ricchi e togliendo ai poveri, o come? Cioè, io faccio una proposta, recuperiamo 1/10 all'anno dell'evasione fiscale e riusciamo anche a modificare sostanzialmente la riforma Fornero. Però io non ho sentito ancora nessuno dirlo in maniera così chiara, insomma. Tutti propongono, diciamo, la lotta all'evasione fiscale, sì, ricorda, però quando li solleciti in questi 5 anni recuperati più di 30 miliardi. Si dice da noi becchi e bastonai. Ecco, vabbè. E su questo parlano sempre loro. Su questo sentiamo il segretario dello CGIL dei pensionati che dice queste proposte, idee. Informo i telespettatori che lo SPI è impegnato
tutto questo mese in 90 assemblee che stiamo facendo in tutti i comuni. Io oggi sono a Godega Sant'Urbano, domani a Castelfranco, poi se ci chiamate al 409-252 vi diamo tutte le indicazioni dove facciamo le assemblee nei comuni. 0422? 409-252 che è il numero della nostra segreteria, e quindi, oppure anche sul sito trovate il calendario di dove facciamo le assemblee comune per comune. Ne abbiamo già fatte una decina, ci sono parecchie persone che vengono. Noi tentiamo di tenere la discussione sul piano sindacale, ma tutte le persone ci dicono cosa succede, cosa devo fare, non capisco più niente. Allora noi abbiamo una linea molto chiara, che è questa. Intanto invitiamo tutti ad andare a votare, perché il partito dell'astensione non decide niente. Il partito dell'astensione fa sì che chi va a votare scelga anche per loro, prima cosa. La seconda, per ora abbiamo chiaro le coalizioni, chi è in lista e chi è stato trombato e tutte le discussioni che si stanno facendo sulle coalizioni, ma non ci sono ancora dei programmi chiari. E quando parliamo di programmi non parliamo di bugie che ci raccontano, come sentivo dire prima, che se ci fosse la possibilità di far crescere il naso avremmo tutti con il naso di Pinocchio, ma programmi che abbiano chiaro cosa si fa e come si compensa quello che si fa. Altrimenti rischiano di prendere il voto su promesse che poi non saranno attuate o su sorprese che metteranno in campo dopo per compensare quelle promesse non stabilite in modo molto chiaro. Anche perché c'è un dato di fatto: se mettiamo insieme le varie proposte fin qui elencate, da destra, da sinistra, dal centro, chi più ne ha più ne metta, nella migliore delle ipotesi ci vogliono 85 miliardi, nell'ipotesi più alta più di 100 miliardi. Il sindacato ha chiuso una trattativa con il governo e anche con il confronto dei parlamentari che c'erano a Roma fino a poco tempo fa, e non siamo riusciti a portare a casa il blocco dell'età pensionabile. Non siamo riusciti a portare a casa un allargamento dell'app social della Rita, che è ancora bloccata. Allora io domando, com'è possibile che quelle cose che avevamo chiesto, che costavano infinitamente meno, non erano compatibili con il sistema, perché adesso si leggano di questi miliardi, e che adesso dalla mattina alla sera venga fuori tutto? Noi partiamo da qua, poi nel prossimo giro, oltre a questa discussione, stiamo affrontando i temi di cosa la finanziaria ha messo a disposizione, pur avendo evidenziato una criticità sulla legge finanziaria, ma ci sono delle opportunità che le persone devono cogliere, altrimenti rischiano di non avere, come si dice, un diritto che gli dà la possibilità magari di spendere meno, di scaricare alcune spese via di questo passo, e poi c'è tutta la partita della contrattazione sociale. Dopo lo ricordiamo. Pubblicità, ci fermiamo un minuto, poi ripartiamo da qui, vi aspettiamo. Ore 13, torniamo in diretta insieme alla CGIL. Diciamo, appunto, abbiamo approfondito in particolar modo l'ambito delle pensioni, poi adesso Paolino Barbiero ci diceva dovremmo capire meglio cosa già è previsto in questa legge di stabilità approvata poche settimane fa, insomma, per i prossimi mesi, e ci arriveremo. Lavoro, non abbiamo detto ancora qualcosa di forte sul lavoro per quello che ci aspetta quest'anno. È chiaro che se dobbiamo restare ancora a questa campagna elettorale, molti propongono, anzi tutte le forze politiche, un reddito di sostegno, un reddito di cittadinanza, come lo vogliamo chiamare poi in base a chi lo dica. C'è il REI invece del governo uscente, quindi è chiaro che bisogna intervenire su una fetta sociale nel nostro paese in forte difficoltà. Ma le cose invece, gli interventi attivi quali sono o quali dovrebbero essere? Noi voglio dire, anche da questo punto di vista, a proposito di programmi, la CGIL è da tempo in campo, tra l'altro con proposte che vanno dalla testa ai piedi, utilizzo questo termine, nel senso che il piano del lavoro, carta dei diritti, sono tutte elaborazioni compiute di un programma che come CGIL offriamo al decisore, spingiamo, oltre che offrire, rispetto al decisore pubblico, perché è chiaro che insomma, il sindacato non fa le leggi, è bene sempre ricordarlo.
Quelli sono progetti dalla A alla Z per provare a rilanciare. Chiaramente hanno dei valori di base, hanno degli strumenti, hanno degli obiettivi. Uno degli obiettivi è sicuramente rafforzare ad esempio la crescita economica che per fortuna negli ultimi mesi, anni, l'ultimo anno e mezzo si sta creando, attraverso la valorizzazione del lavoro. Nel nostro Paese abbiamo un problema salariale, nel senso che effettivamente nella fase di crisi per salvaguardare l'occupazione in qualche modo i salari sono cresciuti troppo poco. Ora è il momento in qualche modo di dare risposte da quel punto di vista. Salario minimo garantito, è una buona idea questa? No, cioè ci vuole, che cos'è? Questa ad esempio è un'idea che a me non piace. Perché? Io penso che la questione salariale venga decisa dalle parti, ovvero datore di lavoro, sindacato, perché altrimenti rimbalziamo sempre in campi che non c'entrano rispetto alla soluzione dei problemi. Cioè se il governo dice politica deve 9 euro all'ora minimo, questo non va bene perché? No, perché automaticamente... È un'altra cosa questa, non è il reddito di cittadinanza. No, questo è il salario minimo garantito. Io penso che i salari minimi siano già esistenti e sono all'interno dei vari contratti nazionali di lavoro. Poi noi sappiamo che i contratti nazionali di lavoro sono troppi, perché sono circa 900, ed è bene ricordare che CGIL e CISL-UIL ne ferma quasi un terzo. Ce ne sono 600 che non sono rappresentativi, che si mettono d'accordo, voglio dire, in maniera non proprio precisa. La CGIL e per fortuna assieme a CISL-UIL sono rappresentative, ok? Perché rappresentano le persone, quando si siedono a un tavolo sanno chi rappresentano, tra l'altro hanno anche dei meccanismi di verifica rispetto a sta cosa. Quindi secondo me rispetto ai salari le parti decidono quali sono i livelli minimi per contratti nazionali, poi noi dalla nostra parte dovremo modificare quella che è la struttura dei contratti nazionali. La politica cosa deve fare? Deve costruire quello intorno a questa cosa, deve fare la politica industriale ad esempio. Io penso che la politica dei bonus vada bene, ma vada bene semplicemente una tantum, sarebbe necessario invece intervenire con maggiori investimenti, e qui si potrebbe fare un lungo elenco di investimenti necessari nel nostro Paese, a partire ad esempio dalla sanità e del settore pubblico, per dirne uno. Quindi insomma cose da fare, ce ne sono molte. La politica dei bonus non premia secondo voi? La politica dei bonus va bene se è appunto momentanea, perché poi crea comunque delle distorsioni. Dopo è chiaro che quando lo ricevi il bonus ti va bene, ma io sto parlando di una questione di sistema. Prima Paolino lo spiegava bene, la complessità della realtà cozza con la soluzione semplicistica. Ora, la complessità però è quello che il 5 di marzo dovranno affrontare tutti. Quindi io dico, iniziamo a ragionare tutti assieme. Per fortuna, lo diceva Paolino attraverso le assemblee dei pensionati, ma per fortuna anche nelle assemblee nei luoghi di lavoro, noi cerchiamo di fare anche ragionare le persone rispetto ai problemi esistenti per costruire soluzioni possibili. Perché no questo salario minimo garantito? No, il salario, cioè se il problema è stabilire una legge che punisca chi non rispetta, si può già fare. Diceva, sono i contratti, si applicano, perché il problema è rispettare. Quando io vedo delle trasmissioni di gente che lavora sottosfruttata, mi chiedo perché. Quindi io ritengo che si debba applicare le norme di legge per perseguire chi non rispetta i contratti di lavoro. Punto. Dopodiché io dico no al reddito di cittadinanza. Sono contrario, come sono contrario a tutti quei redditi che mettono in concorrenza chi lavora una vita e chi no. Cioè non è possibile che uno prenda poco meno di uno che fa 8 ore di lavoro al giorno. Quindi c'è un problema di alzare i redditi. Io credo che il REI, come si chiama REI, credo, no? REI quello applicato dal governo adesso, quello che ha fatto il governo, risponda. Perché? Perché è un reddito di reinserimento, devi essere seguito dagli assistenti sociali, cioè c'è un percorso di una persona che ha difficoltà. Noi dobbiamo stare attenti alle persone in difficoltà. E un'altra cosa, il reddito di cittadinanza è come ad esempio le pensioni basse. Se tu prendi una pensione senza versare i contributi di 500 euro e quello che lavora una vita la prende di 600, perché deve versare i contributi? È la stessa cosa, cioè ci deve essere misura anche di chi fa una vita dei sacrifici e del lavoro. Cioè non si può mettere in concorrenza uno che si fa un mazzo così e chi in qualche maniera sfortunato. Affrontiamo quella sua sfortuna e creiamo le condizioni per inserirlo nella società. Il REI risponde a questo. Barbiero? Ma noi diciamo la partita del reddito minimo non ci piace perché alla lunga andrà a sostituire i contratti e quindi noi preferiamo i contratti perché poi i contratti discutono non solo di salario ma anche delle condizioni di lavoro. E quindi, come si dice, la non precarietà, la sicurezza sul lavoro, l'inquadramento, l'orario di lavoro. Quindi se tu fai l'orario minimo alla fine svuoti i contratti e quindi non sei più in grado, come si dice, di gestire poi i rapporti di lavoro nel suo insieme. Poi
sul reddito di cittadinanza, anche qui, sono tutte bufale. Facciamo funzionare i REI, perché il REI tra l'altro è già coperto finanziariamente. Introduce un elemento di inserimento, perché il problema non è pagare qualcuno perché stia a casa a fare niente e magari, lavoro, no? o magari lavorare in nero, perché poi c'è anche il rischio, sto a casa, prendo REI e lavoro in nero, e quindi sostanzialmente allargo la platea dell'evasione, perché quando uno lavora in nero c'è qualcuno che lo paga in nero, chiaro? Quindi no, queste cose qua. Il REI invece fa fatica a decollare perché, per esempio, i comuni non hanno gli strumenti per farlo, perché non c'è l'ufficio per l'impiego della provincia che non funziona, perché gli industriali non mettono a disposizione tutte quelle scoperture che hanno nelle aziende dove devono assumere persone con disagio psicofisico. Quindi c'è da mettere in piedi questa macchina invece di dire questa non va bene, ne faccio un'altra ancora e poi non si sa chi la paga. L'altra questione che ci stanno dicendo i pensionati è la no flax tax. Allora, anche qui prendo questa per dire che a noi ci interessa, dopo il 5, che la gente è andata a votare, che ci sia un governo che abbia, come si dice, le condizioni di governare e si confronti con noi. Prima Giacomo citava il piano per il lavoro, la carta dei diritti, io faccio 3 esempi di merito. Per noi, per esempio, è importante che il 23% di aliquota sia abbassato al 22 al 21, perché l'80% dei redditi da lavoro dipendente da pensione sono sotto i 1.500 euro, quindi a questi qua che li abbassino al 23, ok? E che alla fine magari per portare tutti quanti al 23% si vadano a togliere gli 80 euro di bonus o togliere le detrazioni, come ho sentito dire un senatore di Forza Italia, e non dice quale detrazioni, e magari vuole a togliere le detrazioni sul reddito da lavoro dipendente o le detrazioni per figli, alla fine rischia sempre di pagare il reddito più basso. L'altra questione sono gli incapienti, cioè quelli che prendono meno di 8.000 euro, quindi va alzata quella soglia, che non possono scaricare niente. No, tu puoi anche alzare la soglia, come dicono i grillini, ma io prima di alzare la soglia, se voglio dare una risposta, devo dire che quelle persone, se hanno meno di 8.000 euro, possono scaricare le spese mediche, possono scaricare tutto quello che non è scaricabile, guarda caso chi prende di più la può scaricare. C'è un mondo rovescio e potremo andare avanti. Sulle pensioni la proposta l'abbiamo fatta, benissimo, 42 anni di contributi, basta. Non serve andare a 43, 44, 45, 42 anni, basta, invece di abolire la Fornero e fare tutte le discussioni che non portano da nessuna parte. Poi eventualmente dai 42 puoi scalare se hai lavori usuranti. È già partito un meccanismo di questo tipo, basta strutturarlo. Poi uno non riesce a fare i 42 anni di contributi per 1000 motivi, benissimo, puoi andare in pensione di vecchiaia a 62 anni. Se hai lavoro puoi continuare fino a 67, sapendo che se vai a 67 la tua pensione è un po' più alta. Certo. Se vai a 62 sarà un po' più bassa, ma a 62 può anche andarci uno che perde il lavoro, che diversamente oggi non ha neanche la possibilità di andarsi magari con 50 euro in meno e avere la sua rendita per quei 5-6 anni. Però guardi, l'altra sera abbiamo ascoltato Riccardo Illy in un'intervista a noi, ha detto che è la migliore legge del mondo, la Fornero, perché ha agganciato ovviamente l'età pensionabile all'attesa di vita. Sì, ma guarda, Illy è un imprenditore candidato col centro-sinistra, bisogna capire nella sua azienda se è contento di avere lavoratori di 66 anni, perché poi è il dato. Illy ha un altro problema, io faccio l'esempio, siccome stiamo seguendo anche le case di riposo, capita di andare nelle case di riposo e non trovare solo novantenni, ma di trovare anche qualche settantenne, 75enne. Allora come metti insieme quello che deve lavorare fino a 70 anni nelle case di riposo e deve assistere le persone che sono allettate e le deve muovere, girare alla stessa età? Allora Illy delle volte dovrebbe bere qualche caffè in meno. Va bene, molto chiaro. Allora, no, perché ovviamente è chiamato direttamente da Renzi, è stata una dichiarazione molto forte. Dopo quanti anni? 7 anni dalla riforma Fornero, le aziende si stanno ponendo il problema di lavoratori anziani nei luoghi di lavoro. Certo. Perché poi il lavoratore anziano nei luoghi di lavoro spesso ha una malattia professionale, chiaramente c'è un problema. Quelli che non capiscono questi qua che si mettono a fare politica, perché adesso bisogna anche arrabbiarci e indinarci ogni tanto, cioè se loro vogliono fare politica a fine 70-80 anni la facciano, ma non possono, come si dice, partire dalla loro condizione e scaricarla su uno che deve andare sulle impalcature, sui tetti col caldo e il freddo e tutte le cose che ci vanno dietro. Un ragionamento su differenti mansioni, no Cacco? C'è una diversità storica che sta riemergendo. Il trattamento degli operai, quelli che una volta si chiamavano addirittura proletari, e gli imprenditori, commercianti, professionisti. Allora, tutti questi
imprenditori, commercianti con redditi anche molto alti possono fare quello che vogliono, possono andare in pensione e continuare a fare 7 consigli di amministratore, 6 lavori. I lavoratori dipendenti invece no. Allora io dico, beh, mandate in pensione il lavoratore, poi chi vuole può continuare al lavoro, perché questo paese non c'è più il divieto di cumulo. E allora perché ciò che vale per gli imprenditori, commercianti, professionisti, giornalisti, artigiani, Presidente della Repubblica a 80 anni, tutto vale per tutti fuori che gli operai. No, c'è ancora uno scontro di classe che andrebbe bene a ridiscutere. Ci torniamo tra poco, pubblicità e ricominciamo da qui, vi aspettiamo. Ma ora siamo moderati. Ore 13, torniamo in diretta insieme alla CGIL come ogni giovedì. Attenzione, continuano a discutere durante la pubblicità, immaginate voi. Lavoro, pensioni, fisco, sì, quello è scontato. Lavoro, pensioni e fisco, l'ultima parte che ci mancava, insomma, intanto questa introduzione che continua. Cosa diciamo su questo? Diciamo questo, che la Servizi Treviso, il CAF della CGIL, si sta preparando alla stagione della denuncia di redditi del 2018. Ci stiamo riorganizzando in maniera molto forte, ad esempio intanto stiamo affrontando la questione delle telefonate, noi abbiamo migliaia di telefonate che ci arrivano e tante volte non riusciamo a far fronte. Quest'anno facciamo un call center nostro nella nostra sede a Treviso, quindi ci saranno 8 ragazzi che contemporaneamente risponderanno a tutte le richieste, quindi volevo dirlo a tutti i nostri utenti, agli iscritti delle CGIL, che stiamo facendo uno sforzo enorme. Oltre a questo, ovviamente avendo dei problemi sia con l'Agenzia delle Entrate sia con l'INPS interno di pagamenti, per dirti l'ISEE nel 2017 abbiamo fatto oltre 20.000 ISEE, fortunatamente siamo riusciti poi a farcelo pagare, ma non c'è ancora la convenzione per il 2018. L'Agenzia delle Entrate ha fatto ancora un ulteriore taglio, noi ci stiamo, fortunatamente il nostro bilancio non è che sguazziamo nell'oro, ma insomma sta in equilibrio, ma stiamo lavorando per dare nuovi servizi, in particolare ai lavoratori e pensionati, agevolando con sconti anche importanti gli iscritti delle CGIL. In particolare siamo partiti in questi giorni, abbiamo già 6 casi per l'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno è quella figura che quando in casa hai un disabile, una persona non autosufficiente, qualcuno può prendersi carico depositando in tribunale la richiesta. Ecco, noi faremo tutta questa procedura a una cifra ovviamente agevolata per gli iscritti, ma comunque una cifra assolutamente abbordabile, onesta, e faremo questo lavoro assieme a un avvocato. Quindi avremo sempre a disposizione la sezione dell'avvocato, faremo sia tutta la procedura con il Tribunale per l'amministratore di sostegno e poi anche la tenuta della piccola contabilità, oltre poi a tutti quei servizi che in qualche misura... Mi dice una cosa, cioè il call center, sono 8 ragazzi hai detto? Sì. Ma che rispondono e poi prendono appuntamenti di direzione o danno proprio anche delle risposte sui concetti? Noi ovviamente manderemo a casa le lettere di appuntamento a tutti i nostri utenti, manderemo una lettera agli iscritti delle CGIL che non sono ancora nostri utenti. I nostri utenti hanno un codice, con quel codice possono accedere al sistema. Gli iscritti alla CGIL non hanno il codice, ma possono, o se non hanno il codice avranno, aspettando nella telefonata, avranno direttamente il centralinista che risponde per fissare appuntamenti, rispondere ovviamente a tutte quelle domande di appuntamento che sono necessarie. Noi abbiamo fatto 67.730 a gestire la partita. 67.730? Sì, ne facevamo 82.000 prima della riforma, adesso ne facciamo 60. Alcuni fanno il precompilato, cosa fanno per quello? Sì, fanno il precompilato, fanno il precompilato che è quello del Ministero, che vanno direttamente nel sito, ma lì sai non è solo una competenza tecnico-informatica, per fare un 730 per dire, anche per quello abbiamo messo in piedi un altro servizio che è quello della consulenza, bisogna vedere il tuo 730, può essere semplice per carità, ma tu quando fai la denuncia di redditi puoi avere delle agevolazioni, degli interessi che al momento non conosci. Faccio un esempio, mia sorella si è fatto il precompilato, gli ho detto toglimi la curiosità, me lo fai guardare, lo abbiamo guardato con il servizio fiscale nostro, alla fine non ha inserito uno sgravio fiscale e ci ha smenato 450 euro. Cioè li ha persi? Li ha persi. Allora io gli ho detto scusa, sei iscritta, pagavi 30 euro, te ne restavano 420 e tra l'altro hai anche la garanzia perché noi abbiamo la copertura. Certo, cioè nel momento in cui c'è un errore, come pensionati stiamo vedendo che c'è qualcuno che magari ha, usando il computer, provato a farselo da solo, però un conto è usare il computer, l'altro conto è sapere la materia.
più di qualcuno sta tornando indietro perché adesso stanno arrivando le cartelle esattoriali dal controllo che, come si dice, il l'Agenzia delle Entrate sta facendo. Noi abbiamo il visto di conformità, il CAF della CGIL risponde in tutto e per tutto. Quando tu vai dal commercialista, dai consulenti, lì non so cosa accada, mi fermo qua. Quindi abbiamo messo in piedi anche questo servizio di consulenza. Se tu devi acquistarti una casa, devi fare un mutuo, devi fare tutta una serie di altre questioni, noi anche durante l'anno, prima di fare il 730 facciamo, ovviamente a pagamento, sempre a tariffe agevolate ovviamente per gli iscritti ma comunque accettabili anche per gli altri, facciamo anche delle consulenze vere e proprie scrivendo qual è il tuo percorso, cosa dovresti fare. L'ultimo servizio, e chiudo, che abbiamo messo in moto adesso è questo che da tempo abbiamo, un servizio di tenuta della contabilità delle partite IVA. Abbiamo allargato questo servizio, potenziato molto questo servizio e abbiamo anche delle convenzioni con consulente del lavoro, per cui se uno ha anche un dipendente e un lavoratore che ha un dipendente, ovviamente questa parte viene seguita dal consulente, quindi tutti quei piccoli partite IVA che vogliono, insomma, sanno che da noi hanno delle tariffe agevolate. L'ultima cosa, abbiamo potenziato il servizio delle successioni, certo. Adesso noi lavoriamo in 3 importanti sedi a Conegliano, abbiamo una sede con una persona esperta lì, una tra poco a Castelfranco perché abbiamo ristrutturato. Mancano i mobili, ma lui stamattina era andato a vedere i mobili perché li porta lui. Quindi giustificato il ritardo. Quindi anche chi deve fare una successione, quindi stiamo ampliando tutto lo spettro dei nostri servizi, tentando anche di fare meno code con queste le telefonate. La telefonata è il call center. Avremo un numero unico, scusami un secondo, avremo un numero unico quest'anno per telefonare, quindi adesso nel nostro giornale che uscirà, che arriverà nelle case, credo, quando arriverà? Metà marzo, sul giornale della CGIL metteremo anche dentro quello che noi chiamiamo un quartino, è un foglio con tutta una serie di informazioni. Poi sulle novità, no? Sulle novità, su queste novità qua. E il giornale della CGIL è sempre uno strumento che chi non è iscritto se lo venga a prendere in CGIL, lo diamo anche al non iscritto gratis, poi se si iscrive meglio ancora. Mi ha colpito molto quella cosa che ha raccontato Paolino Barbiero, perché poi quello che diciamo ogni volta, no? Da anni, ogni giovedì, insomma, se non sapete sulla questione qualcosa di concreto magari perdete i soldi. Io penso che sarei in grado di poterlo fare, ma non lo faccio minimamente perché devo in qualche modo perdere tempo a casa, perché poi non è che è una roba immediata, comunque perdi tempo. Vado al CAF, certo pago la mia quota da iscritto CGIL, parlo con una persona competente, magari mi dà anche qualche consiglio e via dicendo, e sono sicuro, ho finito la mia questione col fisco mezz'ora all'anno e ho fatto tutto, cioè da questo punto di vista è un servizio. Però oltre a questo, quello che diceva Gigi è particolarmente, a me interessa sottolineare una cosa, amministratori di sostegno, partite IVA, successioni, è la dimostrazione di come noi come sindacato in termini complessivi, il sistema servizi ma il sistema CGIL badanti, modifichiamo anche noi le risposte, ma perché? Perché c'è il bisogno della persona. Cioè, le partite IVA da tempo che noi diciamo sono come i lavoratori dipendenti, chiaramente non tutte, ma ci sono partite IVA che addirittura hanno condizioni peggiori, perché non dargli in qualche modo un servizio e provare anche magari attraverso la relazione sul sindacato se riusciamo a ottenere condizioni migliori. Questo vale per gli aspetti fiscali, ma non abbiamo tempo e avremo modo nelle prossime puntate di dirlo, ma vale anche per il patronato INCA sotto il profilo delle pensioni, sotto il profilo di 1 anno e mezzo, 2 anni di lavoro, di modifica anche di quella che è in termini organizzativi, ma con l'obiettivo sempre di dare una risposta a chi entra nelle nostre sedi. Quando facevo la battuta, la politica potrà discutere di quello che vuole, ma per fortuna ci sono le sedi della CGIL, è esattamente questo, perché dentro quella sede la risposta la trovi. Barbiero, poi cosa continua il rapporto con i comuni, cioè questa noi abbiamo, contrattazione? Abbiamo unitariamente definito la piattaforma con le richieste e quest'anno tra l'altro giochiamo anche d'anticipo, abbiamo già fissato gli incontri con 20 comuni su 95 e guardiamo assieme il bilancio di un comune per verificare come è possibile spostare risorse laddove c'è più bisogno. Intanto stiamo notando che in tutti i comuni si stanno implementando le attività produttive, quindi insomma si sta uscendo dalla crisi. Questo si nota perché c'è un aumento di 2-3 punti dell'imponibile fiscale sulle attività economiche, sul reddito da lavoro dipendente ma anche sul reddito da lavoro autonomo. Questo genera qualche entrata in più ai comuni e comunque tutti i comuni stanno registrando una necessità maggiore di intervento sul sociale.
perché l'attesa di vita si allunga, quindi ci sono più anziani che hanno bisogno di sostegno, ci sono sempre più famiglie che si rompono e quindi non tutte le separazioni sono semplici, delle volte sono complicate, quindi ci sono delle necessità di intervenire poi anche sui figli, c'è sempre più un disagio sociale tra i giovani, cresce la ludopatia, quindi affrontiamo anche questi temi qua. Affrontiamo i temi per esempio nelle campagne, nelle colline dello sviluppo del prosecco dentro una logica di compatibilità con l'ambiente, perché altrimenti rischiamo di avere, come si dice, gli uni contro gli altri, i comitati per i sì e i comitati per i no, quindi siccome sono anche risorse economiche consistenti che si generano, bisogna avere la capacità di redistribuirle. Poi con i comuni facciamo anche presente che sono loro i proprietari delle utilities, quindi sono i proprietari dell'azienda di trasporti, la MOM, sono i proprietari di Savono, sono i proprietari di Contarina, sono i proprietari di Asco Holding, Asco Piave, ATS dell'acqua e quindi con loro definiamo intanto l'impostazione per sostenere la cosiddetta tariffa sociale che ormai facciamo da un po' di anni, ma che stiano anche più attenti, nel senso che sono i proprietari a nome e per conto dei cittadini e quindi devono saper valorizzare queste società, non pensare a quale poltrone distribuire, ma utilizzarli sia per dare servizio, ma anche perché queste società facciano, come si dice, interventi di innovazione. Faccio un esempio, la BIM Piave, che ha 34 comuni soci, prende dallo Stato italiano circa 2 milioni di euro all'anno, hanno in cassaforte circa 12 milioni, sarebbe bene utilizzarli per fare... Sì, sarebbe bene utilizzare quei soldi per fare piani di sviluppo a livello provinciale. Per esempio potrebbero assumere 10 neolaureati e proporre delle borse di studio per sostenere i comuni, come abbiamo proposto noi, ad attivare i REI, visto che non si sa come far partire questa macchina. Cioè sono soldi che sarebbe meglio investirli per dare volano alla crescita economica, non magari metterlo in Veneto Banca e poi spariscono. Cioè, queste sono le spinte che noi facciamo nei confronti dei sindaci e devo dire che tra i 95 ne troviamo parecchi, per fortuna, che ci ascoltano. Io sottolineo una cosa perché ho avuto una discussione, io vengo da 2 giorni a Milano di discussione, ma questa è una discussione nei corridoi in cui c'era un altro dirigente di questa organizzazione che diceva vabbè, ma con la contrattazione sociale alla fine cos'è che sposti? Io gli ho risposto che non è vero, perché dipende come la fai la contrattazione sociale. Se fai tutti quegli incontri, se io sommo in un comune, chiaramente dipende da comune a comune, ma il fatto che abbiamo proposto l'abbassamento per i redditi più bassi dell'addizionale, metti 20 euro, mettili da parte 20 euro, se poi ci aggiungi la tariffa sociale di Asco, in alcuni casi anche 150 euro di risparmio, se ci metti il risparmio di Savno sulla sinistra Piave per quanto riguarda 80 euro, cioè alla fine io ho detto, se secondo te alla fine 250 euro per un nostro iscritto, un cittadino non fa la differenza. L'esempio semplice è un pensionato che deve vivere con 1200 euro per effetto di queste politiche che stiamo facendo e sta in un comune in cui c'è l'esenzione fino a 15.000 euro, penso a Treviso, penso a Villorba, penso a Castel di Godo, dove potrei andare avanti con la lista, vuol dire che lui rispetto a quei 1.200 euro a fine anno si trova con 200 euro in più che gli sarebbero stati sottratti dalla pressione fiscale locale. Questo di 1.200 ha un aumento in pensione di 7 euro. Certo. Quindi i 200 che gli abbiamo recuperato valgono 50 volte quello che ha preso di aumento. C'è un solo problema in tutta questa cosa, che i cittadini devono sapere che questo è merito del lavoro del sindacato. Bravo. Questo è il punto. Tanti credono che siano una grazia, no, è il merito della contrattazione del lavoro del sindacato e della disponibilità delle amministrazioni. Certo. Ci fermiamo, a tra poco per l'ultima parte, altri temi, vi aspettiamo. Ore 13, ultima parte, torniamo in diretta con Giacomo Vendrame, Pierluigi Cacco e Paolino Barbiero. Cosa manca di questa nostra discussione? No, un pezzo rispetto alla discussione che abbiamo finito adesso è importante, perché noi chiaramente ci siamo concentrati sull'aspetto economico, ma non è che noi ci concentriamo solo su quello, poi c'è sulla produzione dei servizi, ad esempio del pubblico. Del comune, diciamo, perché in questo particolare. Noi chiediamo che i redditi più bassi possano pagare meno tasse, ma poi chiediamo che comunque ci siano i servizi, perché dobbiamo sempre ricordare, in questo paese bisogna sempre ricordarle, che le
le tasse vanno per sostenere un meccanismo che andrebbe a beneficio in particolare dei più bisognosi. Non è sempre così, c'è inefficienza nel nostro paese, però non possiamo neanche buttare via il bambino e l'acqua sporca. Questo lo dico perché quando noi andiamo a fare la contrattazione, ad esempio anche sulla sanità, chiaramente chiediamo una migliore efficienza del servizio sanitario. Noi siamo nel bel mezzo, purtroppo speravamo di essere più avanti, di una trasformazione, uso questo termine, del sistema sanitario regionale, e ci sono degli elementi di criticità che dobbiamo affrontare, perché uno degli aspetti che rileviamo sempre con maggiore frequenza è che una persona va in ospedale, è curato per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi benissimo, ma nel momento in cui deve fare una riabilitazione, nel momento in cui è curato ma deve recuperare alcune funzioni, è abbandonato una volta che esce dall'ospedale. Strutture intermedie, sistema di servizi nel territorio e via dicendo è fondamentale, perché altrimenti quel peso si carica sulle famiglie. Noi continuamente vediamo lavoratori, quindi non parlo neanche della persona che ha il bisogno, lavoratori, famiglie che sono in difficoltà nel gestire il rapporto di lavoro perché ad esempio hanno un genitore anziano che si è ammalato e non sanno come gestirlo a casa. Questo è un problema che dobbiamo porci alla luce dell'invecchiamento della popolazione, alla luce della precarietà, alla luce di tutti quei fenomeni che continuiamo a dire, ma la sanità e la salute, il sistema della salute deve dare risposta su questi temi qua. Barbiero? Sì, anche qui due cifre per capire l'importanza della nostra azione. I comuni trasferiscono all'ULSS oltre 70 milioni di euro, che è la quota che ogni comune deve dare per la gestione dei servizi essenziali. La Regione dà all'ULSS circa 1 miliardo, ai cittadini è chiesta una compartecipazione con i ticket a seconda delle situazioni che hanno e quindi arrivano parecchi soldi. Allora, siccome hanno fatto un'unica struttura provinciale, noi pensiamo che i risparmi che hanno detto di generare, e secondo noi ce ne sono molti di più di quelli che... Cioè si risparmia di più di quello che ci dicono? Sì, si potrebbero generare ancora di più se si mettono insieme i sistemi di intervento. Per esempio i comuni fanno la SAD, Servizio Assistenza Domiciliare, sanno quante persone assistono e che tipo di assistenza gli danno. L'ULSS fa l'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, a fronte del fatto che la Regione mette delle impegnative, cioè dà un contributo. Chiedo all'ULSS, sai quello che fanno i comuni? No. Faccio la stessa domanda ai comuni? No. Allora, è mai possibile che queste due cose si raccordino? Allora noi ci siamo proposti come facilitatori, cioè abbiamo detto all'ULSS, stiamo dicendo ai comuni, siccome tutti dite che volete più soldi, ma soldi non ce ne sono, forse ce ne saranno meno, da questo punto di vista andiamo a vedere... A efficientare diciamo. Cioè, qual è il rischio che faccio un esempio, si prenda due assistenze? Noi stiamo promuovendo... che qualcuno non la prenda proprio. Noi stiamo promuovendo un convegno il 16 di febbraio con l'ISRA, perché l'ISRA ha fatto una convenzione col Comune di Treviso e ha preso la gestione di tutti i servizi domiciliari. Rispetto a prima, con gli stessi soldi, si fanno più interventi. C'è più qualità e le persone che lavorano dopo accordo sindacale e hanno cambiato il contratto che è migliorativo? Che è migliore di quello che c'era prima, vanno a casa mediamente con 15% in più di salario. Allora queste sono le cose che si possono fare ed è dimostrato che se si vuole si può fare. Il 15% in più di salario non è mica poco, tra l'altro. No, è un servizio che è migliore, voglio dire. Questo è il punto, trovare le sinergie e trovare la modalità giusta per dare risposta. Si può fare, basta avere la volontà e chiaramente non difendere invece altri interessi che non siano quello, diciamo così, del bene comune, utilizziamo questo termine. Insomma. Cosa abbiamo dimenticato? Non abbiamo dimenticato, aspettavo questo momento per dire che da lunedì tutti i cittadini possono già chiamare e prenotare da noi per fare il 7.30. Abbiamo anticipato questo lavoro in modo che tentiamo di organizzarci meglio. Avremo un numero unico che pubblicizzeremo nei prossimi giorni, la Telecom ce lo sta dando, e quindi chiunque deve fare il 7.30 sa che può chiamare. Quindi invito tutti, insomma, noi stiamo lavorando per i lavoratori, i pensionati, ma per tutti i cittadini trevigiani. Chiunque abbia bisogno di qualsiasi cosa, prima si rivolga a noi, risolva il problema, poi insomma, prima da noi. Che slogan potremmo fare? Tu che sei un giornalista... Prima tocca a noi. Prima tocca a loro.
No, vabbè, tocca al cittadino. Vabbè, ho capito, noi cittadini. Lavoriamo per voi, no, questo come potremmo dire? Ci A parte gli scherzi, insomma, stiamo davvero impegnati per rispondere al meglio ai bisogni. Però, per noi è un lavoro di sussidiarietà, sapete che noi non ci sostituiamo ovviamente al pubblico che deve fare, come è stato detto qui, il suo compito e farlo al meglio possibile. Noi facciamo un lavoro di sussidiarietà per risolvere i problemi dei cittadini, dei diritti dei cittadini in tutte le loro complicanze. Allora, lavoro, pensioni e fisco, quello che abbiamo approfondito oggi, e chiaramente ne continueremo a sentire delle belle. E soprattutto i prossimi giovedì affronteremo noi ogni tema giovedì pensioni, e quindi quando si va in pensione, chi è già in pensione rispetto alla sua pensione, se è corretta, se non è corretta, eventuali aggiornamenti. Su questo noi abbiamo rinforzato la squadra che fa il controllo delle pensioni. Abbiamo 8 persone che tutti i mercoledì, nelle 3 sedi principali dove abbiamo gli archivi, fanno il controllo delle pensioni. Ogni 100 posizioni controllate troviamo il 22-23% di pensioni non conformi. Cioè, quando è andato in pensione la persona è stato fatto il calcolo rispetto alla situazione esistente, poi siccome nel frattempo sono cambiate norme ed è cambiata anche la condizione dello stesso pensionato, ci possono essere delle opportunità di ricostituzione della pensione e la ricostituzione porta a un dato più favorevole. Ci sono situazioni dove recuperiamo 10, 20, 30 euro al mese, ci sono situazioni dove abbiamo recuperato addirittura anche 100, 150, specialmente per quelle situazioni di lavoro misto che le persone hanno avuto, pubblico, privato, lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, riconoscimento del militare, chi ha avuto malattie, chi è stato in cassa integrazione, e queste cose vanno fatte dentro i primi 5 anni da quando uno è in pensione. Poi uno fa il controllo ed è tutto giusto, meglio, ok? Certo. Però se uno fa il controllo e c'è qualcosa sbagliato e lo fa dopo i 5 anni, rischia anche di perdere l'arretrato perché la prescrizione vale per 5 anni. Chiaramente questo è un servizio che noi facciamo per tutti gli iscritti, visto che appunto ci danno la possibilità attraverso l'organizzazione di tenere in piedi questa struttura, tentiamo di dare dei servizi che poi realizzano anche delle condizioni di miglior favore. Ma poi ci sono tutti gli altri, appunto, pensioni è un grande tema, no? Ma c'è il tema della maternità e quindi gli strumenti che possiamo dare per chi entra in maternità, alla mamma, neomamma o anche alla famiglia, ma poi c'è anche un tema ad esempio corrente adesso della disoccupazione agricola. Ad esempio alcuni lavoratori nel settore agricolo hanno la possibilità nei primi 3 mesi dell'anno di avere un sostegno rispetto a un'attività agricola che ha una sua peculiarità, quindi verrà qui la categoria che segue l'ambito, ma ce ne sono tanti altri. Anche i servizi per malati oncologici, no? Servizi per malato oncologico. Barbiero, il solito, cioè ho detto agli iscritti, noi facciamo anche ai non iscritti. Pagano, lui è ortodosso, dai. Pagano di più, l'iscritto paga metà, paga molto meno, oppure gratuiti certi servizi. Ma ieri è venuto ad esempio un imprenditore, mio amico da tanti anni, che non sapeva, forse addirittura era già in pensione, quando è venuto in CGIL ha detto cavolo, ma quanto bravi siete, o no? Non sapeva neanche adesso in pensione, se mi toccherà andare a cena perché detto che se va in pensione non Quindi so se in pensione non lo sapeva? Sì, ma non so se vado a cena, perché andare a cena con l'imprenditore una valada. Ai lavoratori che non aspettano ora di andare in pensione, e imprenditori che non sanno neanche di poterlo andare in pensione, quindi questo è il paradosso. Allora, grazie a Giacomo Vendrame, Pierluigi Cacco e Paolino Barbiero, voi per averci seguito. Ricordatevi, ci rivediamo giovedì prossimo con la CGIL Risponde, a partire dalle 18:30 invece i nostri telegiornali, poi questa sera 20:10 con Nicola Pellicani del PD e Stefano Serena di Fratelli d'Italia. Grazie, buona giornata.